Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Il pitbull bruciato a Palermo è morto, indagato il suo padrone. Da Rosolini nel Siracusano un'altra storia di crudeltà verso un cane trovato impiccato. Un'associazione animalista offre una taglia per rintracciare il colpevole. A Naro, nell'Agrigentino, non si spegne la rabbia per il duplice femminicidio. La figlia di Maria Rus ha invocato ai nostri microfoni il carcere a vita per l'assassino di sua madre. Condannato per estorsione l'ex consigliere comunale di Castelvetrano Lillo Giambalvo, il 46enne che aveva vantato la conoscenza con Matteo Messina Denaro dovrà scontare 6 anni di carcere. Bici e monopattini minacciano l'incolumità dei pedoni, ma l'ordinanza comunale del sindaco La Galla, che ne vieta l'uso in centro, divide. A Palermo non tutti rispettano la regola. Candeline e fiori per i 100 anni di nonna Venera. A San Giovanni la Punta nel Catanese, grande festa con tutta la sua famiglia. La Turandot di Puccini ha inaugurato la nuova stagione di opere e balletti del Teatro Massimo Bellini di Catania, un cast stellare premiato dal pubblico con lunghi applausi. Calcio inizia con una sconfitta il 2024 del Palermo, mai in partita. La squadra di Corini è stata superata per 2-0 dal Cittadella. Ancora ben trovati. Aaron non ce l'ha fatta. Il pitbull era stato bruciato vivo dal suo padrone nel centro di Palermo. L'uomo adesso è indagato per maltrattamento di animali, ma c'è ancora orrore che si aggiunge, quello di una comune del Siracusano, Rosolini, dove un cane è stato impiccato. Francesco Aloi. Abbiamo sperato fino all'ultimo che Aaron ce la facesse. L'orrore, la speranza, la morte. Il pitbull bruciato vivo a Palermo però non ce l'ha fatta. Aaron si chiamava così e è stato ucciso dal suo padrone. La procura adesso lo ha indagato per maltrattamento di animali. All'inizio le condizioni sembravano veramente disperate, poi c'è stato un momento in cui abbiamo pensato che rispondesse alle terapie, poi in realtà i reni hanno ceduto e non ce l'ha fatta. In questo video pubblicato sui social, la rabbia di animalisti e non solo contro chi lo ha ucciso. Vergognati, in galera devi andare! Secondo loro, la sera prima alcuni residenti avevano chiamato il 112. Il cane era legato sotto la pioggia, ma non sarebbe intervenuto nessuno. Anche per questo si chiede giustizia. Siamo attivi per poter ottenere giustizia per Aaron e per tutte le vittime dell'uomo come lui. Intanto Palermo dice no a questa violenza gratuita contro gli animali. Così a centinaia sono scesi in piazza. La Palermo che è qui dice di no, dice che non ci sta. Ma quello di Palermo non è un caso isolato. A Rosolini, nel Siracusano, è stato trovato un cane impiccato. Gli animalisti invitano chiunque abbia visto qualcosa a denunciare. Per invogliare a farlo hanno anche messo una taglia di 2.000 euro. Il corpo di una ragazza è stato trovato nel tratto di mare antistante alla spiaggia Vergine Maria di Palermo. A segnalarne la presenza è stato l'equipaggio di un peschereccio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, capitaneria di porto, polizia e il personale del 118. Il corpo è stato recuperato e trasferito nel porto. Indagini sono in corso per l'identificazione. Negli scorsi giorni era stata segnalata la scomparsa di una 17enne palermitana di origini bengalesi. E adesso andiamo a Naro, dove non si spegne la rabbia e il dolore per il duplice femminicidio. Sentiamo. Chiedi l'ergastolo? Certo, no, per quello che ha fatto e quello che ho visto, che all'ultimo sono riuscita a vederla, glielo dico, no. Non si dà pace, non perdona la figlia di Maria Rus, la rumena uccisa e poi data alle fiamme lo scorso 5 gennaio nella sua casa in Vicola Venia a Naro. Marcella invoca il carcere a vita per il connazionale Omar Edgar Nedelkov, il responsabile del femminicidio di Naro, dove durante la stessa notte è stata brutalmente assassinata anche un'altra romena, Delia Zarniscu. Un duplice omicidio che ha scosso le coscienze, sollevando tanto sconforto e indignazione. Per commemorare
due donne ieri sera è stata organizzata la marcia dei 200 passi. Nel frattempo, tra la via Vince e Vicolo Avenia, i luoghi dei due efferati delitti hanno svolto intensamente le indagini i carabinieri del RIS. I militari specializzati hanno raccolto e selezionato reperti investigativi ritenuti di rilievo al fine di cristallizzare e consolidare le prove a carico del romeno arrestato e detenuto in carcere a Gela, già schiacciato da un quadro probatorio che si presta a poche riserve tra le testimonianze plurime e concordi, i video delle telecamere di sorveglianza e gli abiti macchiati di sangue con impronte compatibili. Violenza sulle donne, reddito economico di libertà e misure per proteggere le vittime. L'associazione contro dice gli strumenti ci sono, ma c'è troppa burocrazia. Sentiamo Giusy Lazzara. Non c'è più tempo, se ne parla sempre di più, ma le donne vittime di violenza continuano a morire. Un appello a fare presto è stato lanciato dall'aula consiliare del Comune di Catania, dove sono state messe a confronto realtà diverse, dagli avvocati alle associazioni che si occupano di denunciare le violenze di genere. Il reddito di libertà, il sostegno economico per il primo anno alle donne che scappano da relazioni tossiche e non solo i fondi, 1 milione in più stanziati dalla Regione Siciliana per accompagnare all'autonomia chi fugge e cerca rifugio. Le leggi esistono, gli strumenti ci sono, il problema è che i diretti interessati, quindi le vittime, non hanno poi la possibilità di accedere a questi strumenti perché sono talmente lunghi, talmente farraginosi, non so se volontariamente o inconsapevolmente, ma sono troppo complicati. Altra questione riguarda i figli, spesso minori, che soffrono di più. I bambini che io definisco bimbi fantasma, cioè quei bambini che di punto in bianco vengono prelevati in caso di codice rosso con le mamme o anche senza mamme, chiusi nelle case famiglia a indirizzo tra l'altro segreto, e dove non vivono più, quindi subiscono un ulteriore dramma. La realtà delle case protette, dove le donne cominciano un percorso di recupero e autostima. Il problema è che non tutti i comuni mettono in bilancio la spesa, perché magari immaginano di non avere donne vittime di violenza, quindi quando poi arriva il caso si trovano impreparati, vanno come debiti fuori bilancio e lì noi rischiamo tanto, perché chiaramente la retta è un'analisi dei costi, se non ci pagano rischiamo di chiudere. E le associazioni chiedono adesso un intervento delle amministrazioni, della politica per aiutare le donne in difficoltà. Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri a Caltanissetta per maltrattamenti in famiglia e lesioni dopo aver picchiato la compagna incinta al 6° mese di gravidanza e la mamma di quest'ultima. Le due donne sono riuscite a fuggire trovando riparo dai vicini di casa. La madre della giovane era intervenuta in difesa della figlia che l'uomo aveva preso alla gola picchiandola. Così la furia del 27enne si è abbattuta sulla suocera che ha colpito più volte facendola sbattere contro un armadio per poi cercare nuovamente di picchiare la compagna. Per l'ex consigliere comunale di Castelvetrano Lillo Giambalvo si aprono le porte del carcere. Deve scontare 6 anni per estorsione. L'episodio è legato a un'operazione del 2012 di Squadra Mobile Carabinieri contro le famiglie mafiose di Castellammare del Golfo. Sentiamo Laura Spanò. È diventata definitiva la condanna per estorsione pronunciata dai giudici contro l'ex consigliere comunale di Castelvetrano Lillo Giambalvo. Polizia e carabinieri stamane lo hanno arrestato dovendo scontare 6 anni di reclusione. Imprenditore col pallino della politica, una sola esperienza che alla fine si concluse male, Calogero Giambalvo, 46 anni, dovrà espiare 6 anni di carcere per estorsione ai danni di un imprenditore edile di Castellammare del Golfo. Arrestato mentre era in carica, fu successivamente assolto e il suo rientro in Consiglio Comunale portò all'autoscioglimento dell'organo politico amministrativo di Castelvetrano. Successivamente è stato nuovamente indagato per la vicenda estorsiva per la quale adesso si sono aperte per lui le porte del carcere. Si tratta di un'estorsione consumata nel 2012. L'episodio è stato documentato nell'ambito di un'indagine avviata in quegli anni dalla squadra mobile di Trapani e dal reparto operativo dei Carabinieri nei confronti di appartenenti alle famiglie mafiose di Castellammare. Giambalvo venne indagato, era stato incaricato di riscuotere le somme richieste a titolo estorsivo. Nel 2014 venne arrestato per associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione Eden 2, poi sospeso da consigliere comunale. Lo stesso fu intercettato mentre diceva di essere pronto a rischiare 30 anni di galera per nascondere Messina Denaro. E parlando di Lorenzo Cimarosa, cugino del boss che nel frattempo aveva iniziato a collaborare con i magistrati, ebbe a dire: se io fossi Matteo ci ammazzassi un figlio. Il riferimento era a Giuseppe Cimarosa,
Rosa, figlio di Lorenzo, che aveva iniziato pubblicamente ad alzare la voce contro Messina Denaro. Giambalvo, dell'accusa di mafia, è stato assolto sia in primo che in secondo grado. Un 59enne si è suicidato nel carcere Pasquale di Lorenzo di Agrigento, dove la scorsa settimana c'era stata una rivolta per il non funzionamento dell'impianto di riscaldamento. L'uomo era recluso in regime di alta sicurezza, a quanto pare avrebbe utilizzato le lenzuola per impiccarsi in cella. Inutile l'intervento degli agenti della polizia penitenziaria che hanno provato a soccorrerlo. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. E andiamo a Messina. Il cantiere del porto di Tremestieri, che è fermo da 2 anni, potrebbe ripartire entro pochi mesi. La regione siciliana ha recuperato i 19 milioni di euro necessari dopo le somme di autorità portuale e Ministero delle Infrastrutture per un'opera che è decisamente strategica. Francesco Triolo. Il cantiere è fermo dal maggio del 2022, ma quella del porto di Tremestieri è un'opera strategica per il ridisegno di Messina, forse ancora prima del ponte sullo stretto. Un'opera arrivata al 25%, ma poi bloccata dal fallimento della società che la stava realizzando, la nuova Coedmar, con il Tribunale di Venezia che ha ceduto il ramo d'azienda siciliano alla Bruno Teodoro, società di Capodorlando, che così ne ha raccolto il testimone per il porto. Ma con tanti punti interrogativi, sinora, perché i tentativi di salvarla sembrano arrivati ad una conclusione. Il nodo è l'aumento dei costi dovuto all'impennata delle materie prime, un'opera che sarebbe dovuta costare 72 milioni, tutto compreso, ma che è lievitata a 113, una crescita del 56% che ha reso impossibile il completamento dei lavori. Mancavano quindi 41 milioni. Il comune di Messina ci prova da 2 anni e forse si è arrivati ad una soluzione. Una fumata bianca grazie alla regione Sicilia che ha deciso di tirare fuori 19 milioni di euro per non catalogare il porto di Tremestieri come l'ennesima incompiuta. Il Ministero delle Infrastrutture aveva già uscito 7 milioni, mentre l'autorità portuale dello Stretto 15 milioni. Con i 19 della regione si può chiudere il cerchio e fra marzo e aprile potrebbero ripartire i lavori con tempi di realizzazione tra i 18 e i 24 mesi, con laudi compresi, per un porto che sulla carta potrebbe essere il più importante d'Europa per traffico di passeggeri. Andiamo a Palermo. Bici e monopattini sono vietati in centro storico per un'ordinanza che è stata varata un mese fa, a distanza appunto di un mese. Non tutti però, ce ne accorgeremo anche dal nostro servizio, rispettano le regole. Ecco com'è andata e cosa ne pensano i cittadini. Marco Gullà. Il comune di Palermo nelle settimane addietro ha emesso un'ordinanza che vieta l'accesso di biciclette e monopattini nelle aree pedonali di via Macheda e via Vittorio Emanuele, nel centro storico della città. Una decisione che nasce per motivi di sicurezza, per ridurre la mobilità dei cicli e monopattini e a rendere sempre libera la corsia per i mezzi di trasporto. A distanza di quasi un mese dall'entrata in vigore di questa ordinanza siamo stati proprio in via Macheda e come vediamo non tutti rispettano le nuove regole. Ma cosa ne pensano i palermitani? Io direi di sì, perché intanto i pedoni certe volte si trovano in difficoltà perché tra le bici e i monopattini insomma non sanno da quale parte andare. Io sono d'accordo per una corretta circolazione di questi mezzi. Perché si verificano spesso e volentieri incidenti tra bambini e adulti. Camminando non fanno caso e prendono i bambini in pieno. Io sono d'accordo, monopattini, biciclette, tutto con ruote. E poi una cosa molto importante, obbligo del giubbino infrangente, quello giallo, perché non si vedono. Ma c'è anche chi è a favore della libera circolazione di bici e monopattini. Era molto più fruibile insomma dal punto di vista anche della circolazione, sia con le bici che con i monopattini. È stata attivata perché è il frutto di una richiesta pressante di tutti coloro che vivono via Macheda e via Vittorio Emanuele, degli esercenti, dei pedoni, ma devo dire anche a tutela e a sicurezza dei stessi ciclisti e degli utilizzatori della mobilità elettrica, perché l'utilizzo di quelle due aree in alcuni orari della giornata, soprattutto quelli pomeridiani e serali, è incompatibile ovviamente con l'utilizzo della mobilità sostenibile. Ci sono chiamiamoli dei ritardi di avvio nel rispetto delle regole, come talvolta capita, però la Polizia Municipale progressivamente sarà sempre più attenta alla sua esecuzione e al suo rispetto.
Adesso ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, adesso vi facciamo conoscere una neocentenaria davvero super. Eva Spampinato è andata nella sua casa di San Giovanni la Punta nel Catanese per una festa molto bella organizzata dalla famiglia, il servizio. Quanto stai facendo oggi? 100 anni! 100 anni! 100 anni! Io speravo 50. 100 anni è una ironia ancora intatta. Lei è Venera Sapienza e oggi ha spento 100 candeline, circondata dall'amore di tutta la famiglia. Ognuno lavorano, ognuno sereno, ognuno faticano, sempre tirano avanti la vita perché hai 100 anni. Qui a San Giovanni la Punta, comune alle porte di Catania, dove è nata, cresciuta e vissuta, tutti la conoscono come Nonna Enna. Il suo negozio di generi alimentari, la classica putia di un tempo, tra gli anni 50 e gli anni 80 era molto frequentato. Oggi sfoglia le foto di una vita, il matrimonio nel 47 e ricorda, con emozione lucida, i tempi della guerra. Venivano di lontano, l'apparecchi. E come manco passava 10 minuti e già trovavano i bombi. 2 figli, 4 nipoti, 7 pronipoti, fino a 2 mesi fa cucinava ancora per tutti. Qual è il segreto secondo lei di sua mamma? Io penso che possa essere magari la dinamicità, perché è stata sempre dinamica, non si fermava mai. Accompagnata da una filosofia di vita semplice e basata sulla forza di volontà. E così è la vita. C'è quando c'è i giorni più felici, ci sono i giorni di preoccupazioni, i giorni di lavoro. E si combatte sempre. Venere è la prima centenaria del 2024 qui a San Giovanni la Punta, dove quest'anno altre 5 donne compiranno un secolo di vita. A lei il sindaco Bellia questa mattina ha donato una targa per questo traguardo eccezionale. Al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania è stato successo per la prima della Turandot con la regia di Alfonso Signorini. Andiamo a sentire anche delle note meravigliose che hanno sempre incantato il pubblico nel servizio di Simona Mazzona. Un autentico evento che celebra il primo centenario della morte di Giacomo Puccini. La Turandot, con la regia di Alfonso Signorini, ha inaugurato la nuova stagione di opere e balletti del Teatro Massimo Bellini di Catania. Una sontuosa produzione che schiera un cast stellare e prevede il finale alternativo di Luciano Berio. Da sempre l'opera di Puccini coinvolge, emoziona, appassiona con la vicenda ambientata a Pechino al tempo delle favole, il coraggio del principe Calaf, esiliato e in incognito, e l'improvviso amore per la divina bellezza della principessa Turandot. Il pubblico, affascinato ancora una volta da quest'opera immortale, si è lasciato andare in un lungo e interminabile applauso. Noi ci fermiamo ancora, in chiusura il calcio. Siamo tornati in studio per il calcio, prima partita del 2024 e prima sconfitta oggi per il Palermo, piegato 2-0 dal Cittadella, il servizio di Marco Gullà.
Inizia nel peggiore dei modi il 2024 del Palermo, rosanero sconfitti per 2-0 al tombolato dal Cittadella. Un gol per tempo e pratica risolta per la formazione veneta, spietata e cinica, compatta e quadrata, tutte qualità che invece non ha avuto il Palermo, squadra con poche idee, per lo più confuse, ma in partita quasi arrendevole. Poi l'espulsione di Stulaz ad inizio ripresa ha ulteriormente aggravato il compito della banda di Corini, una sconfitta assolutamente meritata, e dire che il Palermo aveva iniziato molto bene, sfiorando anche la rete all'alba del match. Poi però il Cittadella ha iniziato Zolla dopo Zolla a prendere campo e ad acquisire fiducia. Al 26esimo il gol di Pandolfi, tutto nasce da una rimessa sbagliata di Lund, Pittarella a destra riesce ad aggirare Ceccaroni, si porta sul fondo, palla al centro dove c'è Pandolfi che stoppa e conclude 1-0. I rossa accusano il colpo ma non riescono a reagire, ripresa, grande occasione per Brunori che in velocità da palla di Francesco e detta il triangolo l'ex Lecce, serve l'attaccante che di sinistro batte a rete, Castrati fa un passo in avanti e respinge. Al 50esimo altra svolta del match, rosso a Stulaz per doppio giallo e Palermo in 10, il Cittadella attacca, palo esterno di Pittarello, Corini mette dentro forze fresche, Brunori sfiora il pari con un tiro deviato che per poco non beffa il portiere del Cittadella. Match chiuso però al minuto 80, dinamica simile a quella del primo gol, cambiano gli interpreti e questa volta è Vita a segnare 2-0. Non succede più nulla, prestazione horror da parte del Palermo che dovrà rivedere tante cose e la società iniziare a muoversi concretamente sul mercato. E domani con inizio alle 14 il Messina sarà ospite della Casertana, giallorossi in formazione incompleta per le squalifiche di Ortisi e Scafetta e per l'infortunio di Frisen. Sergio Colosi. La partita del Pinto a porte chiuse contro la Casertana sembra quasi un dettaglio rispetto alla settimana vissuta dal Messina. Un mercato fin qui a dir poco deludente, con il presidente Pietro Sciotto protagonista in negativo e in rottura con la tifoseria, e i continui contrasti tra società e area tecnica rischiano di rendere ancora più complicato il compito della squadra di Modica, attesa dalla vice capolista insieme al Picerno e che in classifica ha conquistato il doppio dei punti del Messina, 38 contro 19. Stadio Pinto senza tifosi per un turno di stop dopo gli incidenti contro il Foggia. Con un organico ridotto all'osso, le squalifiche di Ortisi e Scafetta, soprattutto il primo, e i problemi fisici di Frisen e Lia pesano non poco. Polito si adatterà a sinistra, come se la Casertana, con Montalto recuperato dal primo minuto, già non avesse parecchie soluzioni offensive per mettere in crisi il dispositivo giallorosso, mentre i neoarrivati in prestito Samuele Zona ed Edoardo Piana sono convocati e allungano la batteria degli under tanto cari a Sciotto. In attacco Zun, a segno nella sconfitta contro l'audace Cerignola, potrebbe avere un'altra chance con Rosafio e Ragusa dall'inizio, probabile panchina per Pleshed e Mausso. Il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 finisce qui. A tutti voi grazie per l'attenzione, buona serata.